poi c'è un ospite che è consueto per Focus, Paolo Pizzolato di Prima il Veneto. Grazie direttore, buonasera a tutti. Per togliere il Tribunale della Pedemontana dovrebbe essere lo stesso governo a fare macchina indietro, addirittura con delle modifiche al testo legislativo e chiaramente creando problemi non pochi. Non voglio assolutamente prendere una posizione politica, dico quello che penso come cittadino veneto. Nel momento esatto in cui un ospedale chiude, un tribunale chiude, un piccolo negozio chiude, è una perdita impressionante per la società e soprattutto per la società veneta alla quale io sono legato da tanto tempo. Se un tribunale riapre o c'è la possibilità di rimetterlo in moto o di farlo riaprire prima piccolo, come dice qualcuno, poi grande, io non sto lì a contare i 26 o i 50 che dovrebbe essere il minimo, secondo me è una vittoria della società perché riesce a fare un qualcosa di concreto per la popolazione, dovunque possa essere, magari ci fosse la possibilità di aprirne altri 2, altri 3, altri 4. E parlo anche da cliente, non solamente da cittadino, perché io ho avuto a che fare purtroppo per tantissimi anni con i tribunali di Venezia, dove per una causa di divorzio sono andato avanti 11 anni. 11 anni per una causa di divorzio vuol dire logorare, distruggere una famiglia. Io ho perso mia figlia a causa dei tempi biblici dei tribunali. Per quello dico che quel qualcosa in più che c'è, devo aver scritto una lettera anche a lei, dottore, e ce l'ho personalmente a casa, per cui rammento questa cosa qui. È proprio è una cosa che secondo me fa del bene nel territorio, che poi ci siano delle contrarietà perché qualcuno potrebbe perdere i clienti, ma ho paura che mi levino i risorse e tutto quanto. Qui entro nel merito di una cosa che secondo me invece è delicatissima e importantissima. Com'è possibile che siamo arrivati al punto che sento dire che un tribunale manca nel 2026 di circa il 48% di risorse, uno manca del 50% di risorse? Ma com'è possibile? Questa è la domanda delle questa domande. È la domanda, cioè questa qui è la domanda da farsi all'inizio, non se il tribunale può nascere o non nascere, manca il 50% di risorse. Cos'è successo? C'è stato un qualcosa a livello, alla fonte, a livello governativo che ha impedito di crescere questi tribunali? C'è qualcuno che ha impedito l'assunzione di queste cose, così come stanno chiudendo alcuni ospedali? Potrebbe essere che a qualcuno gli ospedali non piacciono, fanno chiudere i tribunali. Ma com'è possibile, con 200.000 laureati che fuggono dall'Italia ogni anno, che ci sia una carenza così importante, così grande all'interno dei tribunali? Cioè, non stiamo raccogliendo pomodori in Calabria o in Puglia, vi chiedo umilmente scusa e chiedo scusa agli immigrati che fanno questo lavoro perché ormai sono rimasti solamente loro che fanno queste cose, ma dico i tribunali 50% sotto organico. Sarebbe come se la mia azienda avesse il 50% di organico sotto, non lavoro più, io li assumo, se ho possibilità li assumo. Qual è il motivo per cui non vengono assunti? Perché i nostri laureati, i ragazzi laureati, non sono mica gente da poco, non è gente che va a lavorare fuori e che anche ottiene più rispetto di quello che può essere in Italia. Poi un piccolo problema tecnico, un piccolo intervento. Ho sentito, anch'io non sono proprio super esperto di queste cose, ho sentito che potrebbe esserci la seconda corte d'appello, perfetto, con la seconda corte d'appello potrebbe esserci anche il distretto che cura la mafia, l'antimafia, quelle cose lì. È una cosa importantissima, perché io provengo dal settore bancario e voi non avete un'idea di come in questi ultimi 10 anni la mafia si sia addentrata all'interno delle aziende venete che fino a 10 anni fa erano intoccabili. Ve lo ricordate il caso Eraclea? Anche del comune di Eraclea, e parlo del comune, vi ricordate i casi di Aosta, in Val d'Aosta la mafia? Qui da noi, soprattutto nella zona del Veronese, e ve lo dico perché le aziende parlano con i direttori di banca, raccontano le cose, si lamentano, raccontano di quello vicino, raccontano di quello successo all'amico. Guardate che le aziende ogni giorno subiscono di quei trattamenti o di quelle pressioni per poter cedere, per poter vendere, che se qualcuno va a fondo di determinate cose non avete idea di quello che trovate in questo momento del Veneto. 10 anni fa vi dico subito no, non era così. Guardate che adesso è una piccola mina vagante. Chi ha lasciato perdere tante cose, le banche popolari che abbiamo perso, che abbiamo voluto perdere perché nessuno è intervenuto, ma chi non vuole intervenire in questo momento con quello che sta accadendo nel Veneto è una regione ad alto rischio in questo momento. E io come libero cittadino, come piccolo cliente vostro, sono stato cliente vostro, sono stato cliente dei tribunali, penso e dico c'è qualcosa che non va, però non sono io che devo trovare la risposta, io sono una piccola persona, sono un nulla io, siete voi che certe volte dovreste darmi le risposte o capire
capire qual è il motivo per cui manca questa gente. Se vuole domani mattina io vengo anche a lavorare, nonostante la mia veneranda età, però dico, un ragazzo laureato, possibile che non ci sia la possibilità di poterlo inserire, di potergli assumere, di fare dei bandi di concorso? Cos'è? Il governo che non fa i bandi di concorso? È in regione che non vengono fatte queste cose? Però una soluzione deve assolutamente esserci. È impossibile una cosa del genere. Cosa risponde? La sento molto perplesso. Lei viene da un'esperienza di Lega, poi ha avuto dei problemi dialettici all'interno del suo partito e... Mi dispiace sentire questi discorsi, signora. Io penso lei sia più giovane senza dubbio di me. Io ho 70 anni e sono 35 anni in politica. 35 anni fatti anche molto impegnativa, anche con degli exploit che nemmeno mi aspettavo, per carità di Dio, e continuo sempre a ringraziare chi mi ha permesso questo. Però nel corso degli anni ho imparato a analizzare non solamente i partiti politici, ma anche le persone. Le persone, l'individualità, sarà il contatto con la cliente, con il clientela sportello, sarà il fatto che appunto mi adoperavo per andare su tutti i territori, anche quelli più capillari. Ho cercato di identificare i personaggi, così come in questo momento amministrano questo povero paese perché economicamente sta andando alla deriva, nessuno ha il coraggio di dirlo. Io che lavoro in banca sì, perché so effettivamente cosa succederà a marzo-aprile dell'anno prossimo, e sarà una di quelle debacle, che lo dico proprio alla gente, perché la gente sa che io certe volte do i numeri, non i numeri con la testa, ma i numeri delle banche, saranno una cosa... Scusi, perché cosa dovrebbe succedere? Perché a giugno di quest'anno finiscono i fondi del PNRR. Qualcuno dice ad aprile si dovrebbe andare ad elezioni anticipate, perché? Perché ci sono due motivi: uno per il riassestamento di quello che può essere il governo, un altro è perché così quelli che sono al governo in questo momento raggiungono i 4 anni e 8 mesi per poter accedere alla pensione, ma invece anche per un altro motivo che nessuno ha mai il coraggio di dire, e mi domando perché ogni volta devo venire in televisione per dirle io queste cose, perché capisco che sono un tecnico, lavoro nel mondo bancario, perché finendo i soldi a giugno del 2026 tutti i lavori e tutte le cose che non sono state fatte nel 2026, che sono stati fatti solamente il 34% dei lavori previsti del PNRR, bisognerà iniziare in quel periodo a restituire i soldi all'Europa che ce li ha dati, e sarà un massacro, perché soldi non ce ne sono più. 86 milioni del bilancio governativo sono stati tolti quest'anno dalla sanità per essere dati a Zelensky. 6 milioni per la cura delle problematiche del seno, i tumori al seno alle donne, quest'anno sono stati depennati dal bilancio per essere passati alle scuole che non avevano più soldi per cercare di far rimanere e sistemare gli asili nido, per cui quelle sono state levate via, e non ditemi che non lo sapete, perché allora resto allucinato di questa cosa. Quando nel 2027 inizierà il nuovo atto governativo dell'ultimo anno prima di andare alle elezioni, bisognerà dare la colpa a qualcuno di quello che sta accadendo, e bisogna trovare il capo espiatorio. Ora, o il governo cade, o il governo logicamente va a elezioni anticipate, dando poi la colpa al governo antecedente, chiunque potesse esserci, di questa debacle che c'è stata, oppure bisogna trovare una soluzione, perché soldi a noi non ne danno più, perché non siamo più credibili. Oggi il Financial Times ha fatto l'analisi concreta di quello che è lo stato di salute dello Stato italiano, e lo ha dichiarato apertamente sulla prima pagina del giornale completamente fallito, perché non siamo stati in grado di poter ottemperare a quelli che erano i nostri progetti. Allora mi viene in mente questa cosa: io sono stato segretario provinciale della Lega Nord, orgogliosissimo di essere lo Stato. Durante il periodo in cui ero a Venezia, logicamente ero partito dal 2,5% per toccare il 34%. Il 34% perché lo avevamo toccato? Perché parlavamo del fatto di fermare l'immigrazione clandestina che continuava a venire avanti da noi. Ho visto la Meloni partire con il blocco navale subito, giocare sull'ignoranza degli italiani, perché gli italiani sono ignoranti, ma non è per offendere. Dico che sono ignoranti non perché, a parte che studiano molto meno di una volta, solo proprio perché non si informano mai su cosa vuol dire su cosa vogliono dire certe cose. Blocco navale subito, non si poteva nemmeno fare, perché bisogna farlo, o si può fare solo se sei in guerra con qualche paese. Noi non eravamo in guerra con nessuno, il blocco navale non si poteva fare. Esploit e vai. Adesso arriva Vannacci, l'uomo delle soluzioni totali, l'uomo che sa perfettamente cosa fare con il termine remigrazione. Voi sapete cos'è la remigrazione? Sapete da dove arriva questo termine? Questo termine l'ha inventato alcuni anni fa
un pazzoide nazista austriaco che parlava di rimigrare tutti quelli che avevamo in Europa e ricacciarli indietro così come erano. Prendevo tutto il mazzo e li mandavo completamente indietro. Allora tu dici no, ma io non voglio fare questo, ce ne sono solamente certi che voglio fare, che voglio remigrare di nuovo. Allora se non li remigri tutti quanti, prendi solamente quelli che ti interessano, i negri, chi fa reati o cose di questo genere, diventa razzismo e non puoi di nuovo farlo perché ti blocchi completamente la cosa, quella che in Italia non è assolutamente prevista. Ma bisogna ricordare anche un'altra cosa. Allora, premesso che Vannacci è di origine ungherese, ha sposato una moglie rumena, se decide di remigrare tutti quanti, se ne va lui e anche la moglie. Scusate la battuta di spirito, devo farla, io analizzo le persone, non le cose, come ho detto. Altra ultima cosa, siamo il primo paese firmatario del Trattato di Dublino, dove chiunque entra in Italia, chiunque emigra qui, deve essere tenuto qui fino a quando non viene deciso cosa si fa di questa persona, perché abbiamo firmato quella volta il trattato. Lo ha firmato in gran parte anche il centrodestra, lo stesso di centrodestra che adesso ci amministra, e purtroppo ci siamo collassati in tutto quello che sta accadendo in Italia. Ma chi diavolo riesce a sistemare questo paese fino a quando tu hai il trattato di Dublino e non lo vai a modificare e vai a dire che effettivamente gli immigrati non possono più venire, devono avere il posto di lavoro, devono essere in regola con le carte. Avete mai visto cosa succede quando succede una catastrofe e la nave che affonda, eccetera, eccetera? Gli immigrati, i poveracci, questi morti, questa gente che viene raccolta, la pietà dei telegiornali, eccetera, eccetera. I parenti il giorno dopo, tutti con l'aereo di linea oppure con il passaporto, arrivano per i funerali. Ma scusate, è una cosa che ci stanno prendendo in giro o cosa? C'è qualcosa che non va? E poi anche le ultime cose. A ottobre è stato firmato un emendamento da questo governo dove si sono riaperte le frontiere di nuovo, ultimo passaggio, le chiedo scusa direttore, per altri 500.000 immigrati perché servono lavoratori in Italia. Ma cosa stiamo facendo? Vogliamo reimmigrare la gente, rimandarli indietro, rispedirli al loro paese e tutto quanto, e hanno appena firmato un decreto per 500.000 persone perché gli italiani non fanno più quei lavori lì. C'è un po' di confusione in questa nazione, ma la confusione a cosa serve? Serve a creare posti all'interno dei governi, i parlamentari, i deputati, i senatori, qualunque cosa va bene pur di raggiungere il potere e mettere su quella sedia il culo del parente, scusate, o il culo di quell'altro personaggio. E questo è quello che è successo in quest'ultima fase, e soprattutto quello che vedo è in Vannacci è una poca chiarezza su quello che può essere economia, giustizia, cose che lui non sa assolutamente, perché parla solo di immigrazione e altri argomenti non li conosce, non li sa. Portato troppo in un palmo di mano da Salvini, che si è assolutamente fregato, effettivamente è stato fatto uno sbaglio gigantesco. Adesso questa persona sarà il nuovo che avanza e di nuovo non porterà assolutamente nulla, perché si fermerà anche lui come tutti gli altri, perché questo paese non permette di emergere e di trovare soluzioni. Un tema, quello della disabilità, che tratteremo fra poco, e ringrazio per la pazienza sia Raffaella Buzziol che Bernardino Benedetti, perché dica Pizzolato. Micro intervento, volevo far presente che non sono più da tanti anni nella Lega. Io sono stato espulso alcuni anni fa da Flavio Tosi, che era diventato il nuovo segretario regionale della Lega. Noi l'avevamo contestato perché sapevamo come andava a finire. In quel periodo lì Flavio Tosi aveva messo in moto un qualcosa che nessuno si immaginava, nessuno poteva sapere, che era il partito del fare per cercare di disintegrare la regione Veneto e mandare a casa Luca Zaia. Noi abbiamo continuato ad appoggiare il nostro presidente della regione, siamo stati espulsi perché non eravamo d'accordo con lui, ci siamo trovati che abbiamo riunito, diciamo, tutta la massa, tutto il gruppo che si stava un po' disperdendo passando gli altri partiti, abbiamo creato prima il Veneto. Io faccio parte di un partito autonomista e indipendentista, così come ne esistono tanti altri. Quello che fa male è questo, per uno che ha sempre creduto nel Veneto, proprio un vero e proprio venetista, uno che credeva nell'autonomia. Io sono uno di quelli che ha messo in moto col mio gruppo, all'epoca in cui Indipendenza Veneta, bisogna dare atto, nel 2017 ha raccolto le firme e poi si è aggregata anche la Lega, quello che ha portato tutte le firme a Palazzo Balbi a quell'epoca, dove nessuno aveva aperto il cancello direttore a mezzogiorno e mezzo, per cui le firme potevano essere completamente invalidate, non si sarebbe mai fatto il referendum. Nel 2017, a quell'epoca lì, il cancello l'ha aperto Giovanni Furlanetto, iscritto adesso a Prima il Veneto, che è uno dei nostri ragazzi, ormai a 80 anni, diciamo, che era iscritto alla Lega Nord, e che è stato quello che ha aperto il cancello quella volta, il portone, e ha permesso che il referendum potesse andare avanti. Non c'era nessuno all'epoca di quelli che erano nella giunta regionale veneta, per cui anche lì non si voleva far passare questa cosa. Ma quello che stupisce, avvocato, è questo: noi per anni in Veneto, quando eravamo della Lega, abbiamo dovuto mandare giù tanto amaro per fare in maniera di poter soddisfare quelle erano le esigenze dei lombardi.
Abbiamo avuto Zaia che a un certo punto dice pancia a terra, io mi faccio anche arrestare per l'autonomia, eccetera, eccetera. Anche lui con la bocca ne ha dette talmente tante, l'ho sempre stimato e rispettato, ma ultimamente proprio ha fatto quello che voleva con la bocca. E adesso vedere di nuovo un toscano che viene nel Veneto a dire cosa fare e che cerca di fare opere di proselitismo di nuovo del Veneto, per me sinceramente è una mancanza anche un po' di astuzia, ma anche un po' di rispetto nei confronti dei veneti, che non riescono più a trovare un piccolo leader veneto che possa portare avanti tutto quanto. C'è anche questo, viene a dire a noi cosa fare e come muoversi, e viene dalla Toscana. Salvini viene dalla Lombardia, prima c'era Moroni che veniva dalla Lombardia, adesso possibile che non riusciamo a avere come popolo e come regione una piccola identità personale? Ecco, la gente che ascolta dovrebbe farsi questa domanda: come mai in Veneto non succede mai nulla con qualche veneto e pensiamo sempre Foresti che ci comandano ogni volta? Scusi, Grazie Pizzolato.